ricordo un aneddoto: qualche anno fa, la prima nomina come presidente dell'ente parco del Fiume Sile, dopo 10 giorni circa di insediamento mi arriva una lettera con toni non dico minacciosi ma quasi, indirizzata al sottoscritto qualità di presidente, ma non solo, ma anche a tutti gli organi della regione, al governo, ai sottosegretari, agli organi di stampa, a firma di Giancarlo Gentilini, che manifestava, si faceva portavoce delle condizioni del fiume, perché era pieno di erbe, di rifiuti e quant'altro. All'epoca, anche da fresco presidente, chiesi aiuto al compianto Giampaolo Dozzo, che all'epoca era sottosegretario, e lui chiamò Giancarlo, gli disse: guarda, cerchiamo di usare un po', magari parlando direttamente, così evitiamo di polemiche inutili. E lui rispose col suo tono sempre che mi è rimasto in mente: mi dico quello che mi dice la gente, punto. Questo è un ricordo che lo sto manifestando perché dà la dimensione dell'uomo, un uomo libero in tutti i sensi. Lo chiamavo ultimamente ammiraglio, perché dire solo alpino, nonostante sia alpino anch'io, era troppo poco per il valore dell'uomo e di quello che ci ha insegnato, e se non ci fosse stato lui, sicuramente, parlando con un po' di politica, la Lega non solo a Treviso ma anche in Veneto non avrebbe mai raggiunto quelle quote e quelle percentuali. Siamo stati dei giovani amministratori catapultati nei municipi, non sapevamo nemmeno dove erano le porte del municipio, però sull'onda e sentendoci abbracciati caramente e paternamente da una figura così importante, ci dava quella spinta e quella voglia di andare avanti e di essere soprattutto onesti.